Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City Plus. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti. Allora, oggi abbiamo un ospite graditissimo, compositore, corregionale di Massimo, anzi non corregionale, concittadino da quanto ho capito di Sì, Massimo. diciamo che io Vabbè, sono insomma, più o catanese meno siamo lì. e Allora, lui è di stiamo Cefalù. parlando di Santi Pulvirenti. Santi Pulvirenti, insomma, ci mancava, è stato insomma abbastanza elaborato beccarlo, ma alla fine insomma ci siamo riusciti. Due parole su Santi. Allora, intanto per cominciare, prima informazione, sta per uscire, anzi, quando vedrete questa puntata sarà già uscito, L'ultima notte di amore, un film thriller noir del 2023, appunto, diretto da Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino e Linda Caridi. Le musiche ovviamente di Santi Pulvirenti. Siccome è un film importante, noi siamo stati subito molto interessati a stare sul pezzo e presentare anche questa colonna sonora di Santi, che nasce sotto i migliori auspici per quanto riguarda proprio l'originalità e proprio l'approccio al commento musicale di questa pellicola. Dopodiché, parlando di Santi Pulvirenti, è evidente che parlerò della sua discografia, perché diciamo che una parte della carriera di Santi, la prima parte, è stata una carriera, diciamo, discografica come chitarrista che lavorava ovviamente soprattutto con la scena catanese, ma in particolare ha realizzato numerosi dischi per Carmen Consoli, dalla primissima sua uscita mediamente isterica a Stato di necessità, L'eccezione, Un sorso in più, Eva contro Eva, Elettra, Per niente stanca, insomma, morale della favola, Santi stesso la definisce una sua sorella. Tantissime altre collaborazioni, ad esempio mi viene Marina Rei, Pino Marino, Max Gazzè, addirittura ha lavorato con Patti Smith, e quindi da questo punto di vista stiamo parlando insomma di un chitarrista, ecco perché in quel caso lui era un chitarrista, che sicuramente si è preso grandissime soddisfazioni, ma poi nella seconda parte della sua carriera ha deciso di avvicinarsi a quello che è l'amore che lui esprime della sua vita, ovvero la musica per il cinema, e lì ha in qualche modo non cambiato pelle, si è evoluto in qualche altra cosa. Dici un po', Massimo, con chi ha lavorato per quanto riguarda la filmografia di Santi Pulvirenti? E allora, l'esordio avviene nel 2013 con il primo film di Piff, che conoscete benissimo, siciliano anche lui, La mafia uccide solo d'estate, col quale film, ecco, la quale colonna sonora, Santi incomincia ad avere il suo meritato successo, perché il brano Tosa Milady, meraviglioso solo a dirlo, interpretato da Domenico Centamore, ottiene la candidatura al David Donatello per la miglior canzone originale nel 2014. Poi da lì in avanti abbiamo sempre per Piff, con cui nasce un sodalizio, In guerra per amore nel 2017, anche qui composta una canzone chiamata Donkey Flying in the Sky, nominata ai Nastri d'Argento come miglior canzone per l'appunto originale. Poi da lì in avanti realizza anche la musica, ovviamente per La mafia uccide solo d'estate, la serie TV di Luca Ribuoli, poi una serie di altre fiction, fino a quando arriva Le indagini dell'Italo Bosco di Luca Miniero, col quale instaura un bellissimo sodalizio che lo porta a realizzare una serie di film e serie con questo regista a noi ben noto, e anche a voi, caro pubblico, quello del Benvenuti al Nord e Benvenuti al Sud. Allora, Luca Miniero in Le indagini di Lolita Lobosco, insieme le musiche scritte con Tommy Caputo. Poi da lì in avanti altre collaborazioni, Cops, una banda di poliziotti, fin quando arriva a una serie di successo su Amazon Prime, Bang Bang Baby, di cui abbiamo parlato a suo tempo con Roberta D'Angelo al Music Editor, e tanti altri film importanti, tra cui uno che sta per uscire su Netflix che si chiama Era ora di Armando Aronadio. Quindi andiamoci ad ascoltare questa intervista interessante, particolare e divertente con Santi Pulvirenti.
Rieccoci qua. Allora, caro Massimo, io direi di introdurre senza tanti fronzoli, visto che ce l'abbiamo, Santi Pulvirenti. Ciao a tutti. Ciao Santi. Ciao, piacere, Ciao un grandissimo Santi. piacere essere qui con voi. Oh, finalmente c'è uno della mia terra che mi possa Senti, anche che divertire. tra l'altro, diciamo, di cui l'accento è abbastanza proprio... si sente proprio alla grande, quindi... Ma sappi che tanti anni fa mi dissero che sembrava uno di Bergamo, quindi credo che... A me una volta mi hanno detto di Bologna, cioè, o di Roma, vabbè di Roma sì perché ci ho vissuto per tanti anni, ma di Bologna, cioè, con tutto Bah. rispetto a bellissime città, ma proprio l'accento è proprio... Sai, Un Roma, un tantino po' diverso. Che è venuto, comunque. Allora, Santi Pulvirenti e Massimo Privitera, due concittadini, quindi affari miei oggi in questa puntata, perché sono in maggioranza, ma io sono contentissimo. Allora, potremmo anche parlare anche di cose che non c'entrano nulla con la musica e di cose nostre, da conterranei, capito? Tipo arancini. No, la carambata no. Gattucciate. Esatto, vabbè, esatto. O di luoghi comuni, nel senso, non so di luoghi comuni, ma di luoghi comuni poi a noi, nel senso di posti proprio condivisi. Comunque, no, Senti, gli scherzi. allora, e sarà perché sono nato negli anni 60 e negli anni 80 la scena catanese era importantissima, io mi ricordo di De Novo, ma non solo, io allora per divertimento mi sono andato a trovare dei musicisti di Catania, così nati di vario tipo, Vincenzo Bellini, Franco Battiato, Carmen Consoli, Paolo Bonvino, i De Novo comunque sono di quel giro lì, Rosario Di Bella, Fiorello, Umberto Balsamo, Gianni Bella, Marcella Bella, Fratelli Bionda, Mario Biondi, Cristano Malgioglio, e poi c'è una fissa che ho ultimamente, però è un attore, e sto parlando di Angelo Musco, che era un antesignano, voglio dire, di quello che è stato poi il teatro dialettale portato invece in tutta Italia, addirittura prima di De Filippo, quindi che è stato a cavallo tra il cinema muto e il cinema sonoro, insomma un personaggio fantastico. Ecco, allora Santi, la domanda che ti faccio è: che vi mettono dentro l'acqua a voi lì a Catania? Perché come mai? Guarda, noi beviamo semplicemente il mare direttamente, quindi è per quello che fosse un po'... E poi siamo vicini a Vulcano, questa cosa... sembra un luogo comune, appunto, però in realtà il fatto che stai vicino a Vulcano è una cosa un po'... Stai sempre un po' su, come dire, attivo, come lui, esatto, come l'Etna. E noi abbiamo anche... E proprio rispetto a Vulcano abbiamo un rapporto pazzesco, perché diciamo, sai, magari vengono i turisti, sentono i botti, poi ci saltano, per noi è una cosa normalissima, a parte quando viene poi la terra lavica, insomma, che invade l'estate, che è un po' difficoltoso, però avere questa presenza, è come se fosse un'anima che pulsa, no? E in qualche modo ce l'abbiamo anche noi. Questo secondo me è un po' questo. E dall'altra parte c'è il mare, quindi noi siamo in mezzo, quindi Catania, Cireale, sono tutti comunque in mezzo a queste due forze della natura. E io mi ricordo una cosa meravigliosa, poi chiudo il discorso, magari se no poi divento proprio, capito, sicuro in tutti i sensi, e poi trasformiamo, capito, in una campagna di promozione della Sicilia. Ragazzi, fare il bagno di notte, cosa mi è capitato adesso un po' più giovane, in giovincello, con l'eruzione davanti, cioè tu sei in acqua al buio e vedi praticamente fiumi di lava che sta scendendo, ragazzi, è una cosa... E tra l'altro adesso, e poi mi hanno detto, poi non so se poi è veramente reale, che il mio cognome, Pulvirenti, una delle origini, delle possibili etimologie è Pulvis Ruentis, che vuol dire, tra i significati, lava che scorre. Cioè io sono impazzito. Allora, non si può vedere in video, ma mi sono arrizzate le canne, che lui sa che cosa vuol dire, perché esatto. la pelle d'oca. Esatto. Allora, io spero sia vera questa cosa, io l'ho fatta mia perché piace tantissimo. Santi, lava che scorre è proprio meraviglioso. Senti, ma questa del Vulcano, poi, considerato una delle altre capitali, forse se non la capitale musicale italiana, che è Napoli, voglio dire, la vicinanza con Vulcano forse non è proprio campata in aria come tesi. Sicuramente qualche effetto vi deve dare, perché è una città vivacissima dal punto di vista artistico e culturale. Questo è un fatto, insomma, non è... Lo dicevamo che era considerata, tra l'altro tutti quei nomi che tu hai citato, De Novo, Carmen Consoli, nel periodo proprio iniziale della carriera, ma era considerata la Seattle del grunge. Esatto. C'era un movimento vivacissimo, esatto, ma diciamo che ogni decade ha avuto, insomma, i suoi protagonisti.
Negli anni 90 c'era un movimento musicale molto vivace, anche di grandi scambi con Europa, America, e c'erano delle band che incidevano per delle etichette americane, poi mi ricordo che insomma anche c'erano anche dei sound engineer americani che venivano a registrare a Catania, oppure chi si innamorava della città, per esempio i Rem avevano un rapporto molto particolare con la città, che ancora magari Mm. non erano fortemente conosciuti insomma nel resto d'Italia, ma da noi, cioè in discoteca mi ricordo proprio, parlo anche fine anni 80, si ballavano i Rem, che è Mm. comunque una band di tutto rispetto, e quindi c'è comunque c'è stato sempre un posto di grande ricerca, in cui appunto fortunatamente ho vissuto insomma la mia vita musicale, insomma quantomeno la prima parte della mia vita musicale. Ecco, a proposito della tua prima parte della tua vita musicale, credo di poter dire così, è inutile dire che tu hai fatto numerosi dischi con appunto Sì, una catanese piuttosto nota. Sto parlando sì, di Carmen Consoli, cioè mi sembra proprio svariati dischi se vado a sì, sì, vedere sì. qui la tua discografia. Ecco, quindi diciamo che tu parti come chitarrista Sì. nell'ambito, come dire, discografico? Esatto, diciamo il primo approccio è stato quello, cioè la chitarra è il mio strumento primario, poi ovviamente utilizzo ormai veramente un po' tutto, cioè io compongo soprattutto col piano ovviamente, perché è una questione insomma di... Però dipende anche da che tipo di approccio voglio avere alla scrittura, perché alcune volte magari l'approccio anche chitarristico o quantomeno anche di uno strumento a corde, molte volte uso, per esempio, vedi là quello che vedi dietro, ma dall'altra parte, quello è un mandoloncello dell'Ottocento, per esempio, no? Mm, mm, Utilizzo anche degli strumenti a corde, anche tipici della tradizione, però li utilizzo per il suono, perché hanno qualcosa mm, di mm, ancestrale, e mm, li metto, magari li infilo con anche i tamburi a cornice, li infilo magari in delle colonne sonore dove magari recitano un ruolo che non è quello per cui sono nati, quindi magari sai il folk, però catturi il suono, lo manipoli, che di per sé è già qualcosa di ancestrale, e poi lo utilizzi in contesti anche variegati, cioè può essere una roba magari anche elettronica o anche in delle cose acustiche, magari anche con dell'orchestra, cioè in un miscuglio di suoni che rendono magari anche un suono anche identitario in qualche maniera, cioè con una certa ricerca anche su queste cose qui. Comunque sì, mm, i miei primi strumenti sono quelli, diciamo, a plettro, insomma, la chitarra e tutto, insomma, il range dei plettri vari, però la composizione soprattutto appunto col piano. Invece l'incontro con Carmen, vabbè, scusami, ti interrompo No, 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 che no, non beh, so no, più no, dove ho perso la domanda. no, mi veniva in mente, ma così, appunto, un gruppo siciliano, gli Agricantus, a proposito di quando Sì, tu sì, parlavi di assolutamente, commistione tra assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Grandissima realtà isolana, come anche altre, magari anche meno conosciute. Ci sono anche delle realtà anche forti in questo momento che fanno, che girano il mondo. Insomma, un gruppo di amici, appunto, i Beddi, che per esempio fanno, ragazzi, concerti dappertutto in America, in Israele, cioè girano, hanno un excursus, diciamo, di luoghi incredibili, no? Quindi in realtà il fatto del local è anche global in qualche modo, no? E questa è una cosa bella perché c'è questa voglia di sentire i suoni provenienti insomma dall'isola. Quindi un po' sì, il primo approccio è quello da musicista, insomma, da discografia, come dicevi tu, tournée, con Cannes appunto abbiamo cominciato, ma parliamo nel 97, noi ci conosciamo da ragazzini, poi è cominciato questo percorso insieme, ho fatto tanti dischi, tantissimi concerti, ma proprio tanti tanti tanti. E infatti sono legatissimo assolutamente, come poi una sorella a tutti gli effetti, e anche poi collaborazioni con altri artisti o alcuni che magari venivano in Italia, sempre mi è capitato Patti Smith, insomma insomma, di collaborare con lei insomma, in alcune occasioni, e anche altri artisti che parlavano italiano. Poi piano piano, dato un amore sviscerato per il cinema, perché comunque tutto parte da quello, quindi un po' piano piano sì, ho cercato di fare convergere le due passioni, di unire le due passioni, e quindi piano piano mi sono spostato. È stata una cosa anche graduale, perché ho cominciato a fare mentre facevo quello, poi facevo un po' contemporaneamente, con magari piccole cose, documentari, poi a un certo punto è diventata invece la mia vita professionale, musicale primaria. E devo dire che amo assolutamente quello che faccio, e cioè io le cose le faccio con una passione enorme, un grandissimo amore per tutto quello che faccio, e quindi questa cosa non voglio mai perderla,
E se mi dovessi stancare è perché in quel momento non mi è finita la passione. Spero, non per questa cosa, magari mi metto a fare altro, un altro progetto musicale che non ha nulla a che vedere con le cose, non lo so. La vita è assolutamente imprevedibile e in qualche modo è unica e va vissuta a pieno. Guarda, mi sovviene questa domanda perché tu hai giustamente parlato della tua carriera, delle tue esperienze in tournée con Carmen Consoli, non soltanto, però io ho sempre riscontrato nelle tue musiche per immagini questa grandissima dote tematica, ma cantabile. Io ho sempre trovato i tuoi temi cantabilissimi, orecchiabilissimi, e in questa cosa ti ho associato fin da subito, pur proveniendo da un ambiente che era quello di Paolo Bombino, della Good Lab Music, poi ne parleremo, però mi hai ricordato quel modo di scrivere, quel modo di commentare le immagini di Guido Maurizio De Angelis, degli Oliver Onions. Sì, ma soprattutto questa cosa qua, Santi, te la dico perché l'ho vissuta sonoramente, stando molto molto attento, come facciamo solitamente io e Marco, se no staremo qui a parlare di musica per immagini, nella serie Le indagini di Lolita Lo Bosco, che io ho amato fin dalla prima stagione, tu che hai scritto insieme a Tommy Caputo, Esatto, ma ho riscontrato questa forte cantabilità di tutti i temi, non solo quelli prettamente canori, perché poi ci sono le canzoni, ma soprattutto anche quelli molto intimisti, forse che viene tutta questa cosa qui, forse viene da tutta la tua esperienza di musicista, interprete, della parte cantautoriale? In parte penso di sì, perché comunque io ho un grande amore per la forma canzone e quella, diciamo, mi capita di trasportarla in parte, diciamo, anche nella scrittura. Non sempre, perché ci sono progetti in cui magari sei più in cui anche la struttura dei brani è diversa, però quando in qualche modo mi viene diciamo, di scrivere in maniera tematica, sì, comunque ho un tipo di approccio che comunque è canoro, in qualche modo sono temi che comunque cioè, lo scopo è anche un po' di affezionarti, che ti entrino in testa e che non ti lasciano, che poi è quello che fa la canzone. La canzone è veicolata anche dalle parole che aiutano questo, invece noi lo facciamo in maniera strumentale, però l'istinto è assolutamente quello, sì, assolutamente sì. Quando diciamo decido di essere tematico, l'approccio è un po' alla cantabilità, ovviamente all'emozione, a quello che deve raccontare. Io tra l'altro scrivo spesso su sceneggiatura, quando insomma poi ci sono i tempi e soprattutto i temi, io non li scrivo sulle immagini, li scrivo spesso sulla lettura, nel senso leggo la sceneggiatura, mi faccio un confronto con il regista, insomma, con cui sto lavorando, e dalla lettura, dalla messa a fuoco dei personaggi e dallo scambio, che per me è una cosa molto importante, lo scambio con le persone con cui lavoro, insomma, con i registi, perché io nella testa mi faccio il mio film, poi dallo scambio vengono degli altri piccoli semi che germogliano in qualche maniera dentro di me e poi vengono, diciamo, risputati, che è una parola bruttissima, anzi, come dire, ricreati, ecco, mettiamola così, in musica. E mi piace proprio l'approccio su scrittura, sulla sceneggiatura, perché è un approccio più libero, quindi non hai il vincolo delle scene. Oddio, non sempre c'è un tempo vasto o magari alcune volte, sai, vengono anticipate delle cose, sono tante tempistiche che cambiano continuamente. Però il fatto di avere questa libertà di scrittura, in cui magari incominci a sviluppare delle idee pensando, quindi immaginando nella tua testa come interagiscono i personaggi, anche il mood della scena, i colori, insomma, la fotografia della scena, la location, anche se tu non l'hai vista, però la immagini nella tua testa e lì comincia magari un approccio creativo che viene, insomma, dentro di te e lo porti fuori. Per esempio anche con Piff e La mafia uccide solo d'estate l'ho scritto quasi tutto su sceneggiatura. Ecco, il sosia, questo è il sosia di Massimo Pignatella da piccolo, notate praticamente divisi dalla nascita. Ma io, questo qua è stato l'album che mi ha fatto conoscere Santi e affezionare a quest'uomo che sta sotto di me, nel senso virtuale. Senti, io vorrei fare una domanda a Santi, siccome ci accomuna un amico, perché per me è stato un piacere lavorare con Luca Miniero,
Io ci lavoravo ai tempi di Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, ed è stato un momento fantastico. Lo trovo uno dei registi più amabili. L'ultima volta ci siamo visti pensa in Galles, ma ecco ma vi siete l'appuntamento, vi siete incontrati? No, stavamo lì al Festival del Cinema Italiano in Galles, in Fioria, tutte e due, insomma. Vedo che stai continuando questa collaborazione, quindi devo dire che quando si stabilizza un rapporto tra un regista e un compositore, io dico sempre, finalmente, allora... una cosa mi piace, ecco. Cioè, continuare i rapporti, comunque è una cosa che amo fare, ma magari anche scambiare anche al di là poi diciamo del lavoro, nel senso magari sai farsi una cena, fare due chiacchiere, hai visto quello, hai visto anche ne pensi, hai visto, una cosa che mi piace. Luca è una persona molto estremamente intelligente, molto di pancia, è una cosa che apprezzo, perché comunque le cose di pancia devono funzionare, poi al di là poi delle spiegazioni di tutti i pensieri che possiamo fare, la pancia che comunque fa tutto, cioè il pubblico alla fine quello gli arriva, cioè al pubblico fondamentalmente gli arriva quello che vedono e quello che sentono nei film. Quindi il primo impatto quello è, cioè non poi ha voglia a spiegare, a mettere, capito, a sottotitoli, questo è stato fatto sottotitoli, diciamo, nel senso di spiegazione, no? Quindi questo è stato fatto così ma in realtà poi l'effetto vero è dare, sia con le immagini, con la musica, con il suono, con tutto, costumi, con quello che è un impatto emotivo, a seconda poi del progetto, insomma, che sia commedia, che sia appunto drammatico, che sia action, movie, noir e quant'altro, dare questa forza di trasmissione. Questa alla fine è, penso l'ambizione di tutti fondamentalmente, quindi mi piace il fatto di creare un po' dei sodalizi. Per esempio Piff è un'altra persona che stimo tantissimo, diciamo, abbiamo un sodalizio avviato appunto da una me che uscì solo d'estate, che fortunatamente non si è più fermato. Anche lui è una persona estremamente intelligente e anche una persona molto bella. Sì, qualche annetto fa, diciamo, sì, con la coppia. Guardate che bello Santi, Frank Zappa, col baffetto. Sembra un po' Frank Zappa e un po'... Adesso ha la barba autorale, però... Ma guarda, se posso essere sincero, la barba è pure in pandemia. Perché la mia è vero che poi sai il compositore lavora sempre nel suo studio, quindi sai, però siccome non si poteva neanche uscire, cioè era tutto, alla fine un po' è stata per pigrizia, questa cosa si è incominciata a infoltire e poi da allora non se n'è più andata. Alla fine adesso quando mi capita che mi capita di sbagliare pure, quindi lasciare dei solchi e quindi a questo punto mi devo radere tutto, mi sento quasi nudo. No, ma guarda che comunque ti sta, perché per cercare le fotografie di Santi Pulvirenti, per fare la copertina, lì come diceva Santi, sono andati in giro a cercare le foto. Lui fa pochissime foto, e se ci sono foto di quando lui era chitarrista, quello sì, esatto. meno attuali. Sai neanche di orso, perché sono super socievole, assolutamente, è proprio di pigrizia, nel senso che non ho mai questo un po', devo dire, anche un po' è giusto in realtà promuoversi, perché è una cosa che il web è comunque una grande, esatto, e che il web è comunque una grande chance di visibilità, no? Poi comunque ormai siamo nel mondo delle piattaforme in cui tutto viene visto, la possibilità di essere visto in tutto il mondo, quindi il fatto di essere presenti in realtà è una cosa che devo lavorare. Ti dico, è fondamentale, ma anche perché questo programma, noi ormai siamo arrivati quasi alla, non lo so, 260-270esima puntata di interviste che hanno a che fare con le colonne sonore, quindi ai compositori, nasce dal fatto che i compositori sono sempre in qualche modo, da una parte ci sono gli attori che ovviamente ci mettono la faccia, poi ci sono i registi, i compositori non si capisce mai bene chi sono, e forse anche per spiegarlo meglio il lavoro che c'è dietro al reparto, al comparto audio musica che è nato questo programma. Cosa bellissima, assolutamente. Sì, bene. Io volevo chiedere una cosa e poi ti lascio la parola a Marco, no? Perché mi è venuta in mente che ho visto un'evoluzione dalla Mafia uccide solo d'estate a poi l'ultimo film di cui ora andremo a parlare. Ci tenevo a dire che ho visto veramente un'evoluzione, quasi anche un cambio, cioè certe volte ho fatto anche fatica a capire ma questa musica di chi è? Poi leggo Santi Pulvirenti e dico caspita, ma Santi
fa anche questo, quindi vuol dire che si è veramente aperto, open mind completo, già lo era ovviamente, ma anche a diverse tipologie di approccio. E parlo di, che tu l'hai citata poc'anzi, Bang Bang Baby, che era di Amazon, che è su Amazon Prime. Sì. Tra l'altro io ho avuto il piacere di ospitare a un mio festival la Roberta D'Angelo, che è la music editor, Ah, che ho lavorato Roberta. con Tanto c'è te. anche Roberta anche in questo film di cui parlavi tu, di cui parleremo dopo. Ora C'è poi andiamo a anche parlare lei. del film con Pier Francesco Favino, che vi dico che è Esatto. una roba. Beh sì, beh sì. Però lì ho sentito, vedi, là sia nella serie che abbiamo appena citato, che in questo film, di cui ci tengo che Santi dica il titolo, visto che Sì, l'ha L'ultima fatto. notte di amore, protagonista Favino, regista Andrea Di Stefano, e poi un cast Antonio Gerardi, Francesco Di Leva, Lina Caridi, cioè un cast assolutamente d'eccezione, in cui tutti i ruoli hanno un'importanza focale. Favino ovviamente è meraviglioso, e Andrea Di Stefano, regista assolutamente incredibile, comunque ha avuto uno scambio profondissimo. Anche lì il film è stato quasi tutto scritto su sceneggiatura, e quando questa cosa succede, quando c'è la possibilità di tempistica, insomma, questa è una cosa meravigliosa, perché c'è un'ispirazione reciproca, che è una cosa non banale, perché non è semplicemente, cioè la musica non, secondo me, quando una colonna sonora riesce bene, è quando fondamentalmente non è solo un servizio, cioè non è solo di servizio. Quando riesce bene l'operazione diciamo di matrimonio tra le immagini e la musica, è quando la musica diventa un personaggio che non è scritto, ma che in qualche modo si prende la scena e aleggia e recita insieme agli attori, quindi ha in realtà un ruolo fondamentale, perché questo è anche il fatto, bisogna veramente rivalutare, no? Anche il fatto della visibilità dei compositori che stanno un po' dietro le quinte, ma se tu sbagli musica in una scena, quella scena, o se non in un film, quel film viene decapitato in qualche modo. È come se comunque uno del cast, e anche più di uno, perché la musica in realtà interagisce con tutti gli attori, e sta recitando male, quindi sta dicendo le battute sbagliate, o l'emozione è sbagliata, non è quello che è, e quindi quando è in realtà un ruolo fondamentale. E in questo film, appunto, che abbiamo appena citato, questo è successo, e lo scambio è stato veramente profondo, e la musica addirittura è stata portata sul set per far ascoltare agli attori, per girare le scene, e anche per i tempi di alcune sequenze. La sequenza iniziale è girata un po' con i tempi della musica. Insomma, è una cosa che capita ogni tanto, e non sempre, perché per una questione di tempi e quant'altro, però quando capita è una cosa, devo dire, molto... Vabbè, d'altronde ce lo raccontavi dietro le quinte, ma questo l'avevamo anche letto. Il regista ha diretto le serie Escobar, The Informe, quindi comunque serie famose molto anche oltreoceano, e vede proprio anche registicamente che non è un tipico prodotto italico, ma che anche facendo un po' l'occhiolino al genere poliziesco storico anni 70, un po' poi anche tendente agli anni 80, però comunque ha questo veramente grande modo visivo Sì. che non è collocabile al nostro genere di film Guarda, tipicamente ti italico. dico, l'idea è proprio quella di fare un film italiano, nel senso, con tutte le professionalità italiane che ci sono in Italia, perché ci sono assolutamente, con un respiro internazionale, che non vuol dire scimmiottare magari quello che si fa, con tutto il rispetto, attenzione, che ci sono dei progetti meravigliosi, insomma, nelle altre parti, però avere in qualche modo una matrice italiana, che è una cosa molto bella, perché noi abbiamo il cinema, insomma, fa parte della nostra storia, facciamo parte a pieno titolo della storia del cinema, in tutti i sensi, dal punto di vista di registi, attori, dalle colonne sonore, ovviamente facciamo una lista, c'è Morricone, Nino Rota, abbiamo una storia enorme di compositori, Piovani, insomma, veramente, poi tutti grandissimi, e quindi il coraggio anche di essere italiani fino in fondo, nel modo di raccontare, però con una professionalità molto alta, cercando di sfruttare appieno, al massimo, quello che è il talento italiano, avendo, diciamo, un modo di raccontare in qualche modo identitario, e portando questa identità, diciamo, oltre le barriere, oltre i confini, con la speranza, appunto, che lo possano vedere più persone possibili. È stato a Berlino, dove è stato molto apprezzato, insomma, devo dire che la reazione del pubblico è stata molto 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 forte,
E adesso insomma dovrebbe essere benissimo uscito in Francia, perché c'è una parte francese della distribuzione, insomma ha una distribuzione comunque larga fortunatamente. Da domani sarà nelle sale, come diceva appunto Massimo, e spero appunto che molte persone lo vadano a vedere, perché vale veramente la pena. Senti, mi ricollego a questo discorso che facevi delle produzioni italiane, dei nostri compositori storici italiani, no? Per andare un po' più sul tecnico, ovvero è vero che la nostra musica, diciamo così, musica per immagini italiana, conta dei compositori incredibili, ma è anche vero che erano di un periodo dove ad esempio c'era molto il tematismo, cioè c'erano molti temi, molte possibilità di lavorare sui leitmotiv, eccetera, eccetera. Da quando la musica si è spostata un po' sul funzionale, e quindi dall'uso smodato dei bordoni al sound design, ecco, si è molto perso quel tipo di tradizione nostra che avevamo, e che forse è quella che ci reputa, che ci rende tra virgolette vincenti fuori anche a livello internazionale. Io vedo che tu hai avuto la fortuna di lavorare, almeno posso parlare di un paio di registi sicuramente, con registi che questo tipo di attenzione ce l'hanno, cioè nel senso, ad esempio mi dicevi che sull'Ultima notte d'amore il film inizia proprio con una lunga sequenza musicale, se non sbaglio, cosa più unica che rara ormai. Non voglio fare troppi spoiler, vabbè, domani esce. No, però questo sì, e devo dire che la musica ha un ruolo, ma per scelta, nel senso bello e presente, importante. Questo è proprio una scelta di Andrea, e ovviamente condivisa, in cui quando comunque entra si vuole che si percepisca. È certo. bello che quando è presente, insomma, questo è un po' il succo. Poi è anche vero che i progetti sono molto variegati, ogni progetto ha una sua storia, una sua tipologia, diciamo, di suono, e la sfida secondo me è in qualche modo riuscire a trovare un'identità su qualunque progetto, perché è vero che, come dici tu, ci sono delle cose un po' più, tra virgolette, eteree, non nel senso brutto, perché sono delle cose molto belle anche in quella dimensione. Riuscire a trovare anche in quella dimensione in qualche modo un'identità, cioè dei piccoli marchi in qualche modo, no? Cioè nel senso mettere cioè inventarsi un suono e elaborarlo in modo che diventi personale, perché ci sono anche delle situazioni in cui magari non sei un po' più atematico, non per forza tematico, però anche lì con la scelta di alcuni suoni, perché anche quello fa il brano, cioè ci sono delle situazioni in timbro, cui è certo. importante, esatto, i timbri sono per me una. Infatti in questo, per esempio, col suono. In Bang Bang Baby l'ho notato, perché magari non ci sono dei momenti tematici, le linee tematiche, sì, però le è linee vero, tematiche, sì. Però in realtà è tutto qualcosa di atmosferico, anche abbastanza aggressivo in taluni casi. Vabbè, la vicenda è quella sì, che esatto. Però devo dire che è molto più che funzionale, è quasi veramente sensoriale, emotivamente sensoriale. È vero, assolutamente. Però tu hai questa gran dote di essere sempre molto tematico, e io questa cosa qua l'ho amata soprattutto nei film con Piff, perché poi Piff ha anche lui si percepisce questa grande passione nei confronti della grande musicalità nei suoi film, che accompagna per queste trame, ma anche del cinema italiano, cioè un grandissimo amore per il cinema italiano che è stato, e con l'ambizione del cinema italiano che sarà, no? Perché poi alla fine tutti facciamo questo per rendere grande il progetto in cui lavoriamo, no? Quindi l'ambizione è sempre quella di fare delle cose belle fondamentalmente, e al meglio possibile, per essere, come dicevo prima, appunto più trasmissibili possibile, insomma più di impatto possibile in tutte le dimensioni, che sia un impatto forte, aggressivo, che sia un impatto anche più blando, però che arrivi dove deve arrivare, insomma. Quindi l'ambizione è quella di fare cose grandi, insomma. Questo è Piff, comunque uno di quelli che ce l'ha assolutamente, sia per i temi che tratta, che per la modalità, insomma, no? Andrea assolutamente, Andrea per esempio, appunto, il regista Andrea Di Stefano è un altro grandissimo amante del cinema italiano, dell'essere italiano, con tutto che lui ha girato, come dicevo prima, alla fine con realtà d'oltreoceano, quindi hollywoodiane, con attori di calibro enorme. In Escobar avevamo Benicio del Toro, su The Informer c'era Clay Owen, insomma nomi assolutamente altisonanti, però ha questo amore enorme e questa fiducia
è questa visione di quello che il film può essere e dell'identità, che è una cosa non banale, cioè fare progetti identitari. Perché quando facevamo cinema o comunque nel neorealismo erano progetti assolutamente identitari, li facevamo noi. E il fatto di avere un'identità non è una cosa banale. Perfetti Sconosciuti è un film che è stato in qualche modo visto in tutto il mondo, la sceneggiatura è stata venduta, insomma, per realizzare ovunque. Esatto, perché c'è quando l'idea è forte, poi insomma i progetti sono girati bene, insomma quando i progetti hanno un'identità fondamentalmente, quella secondo me viene riconosciuta. Non bisogna porsi troppi limiti e chiudersi in una scatola e magari sai, perché la scatola poi ti dà il valore, invece bisogna uscire fuori dalla scatola e il valore cercarselo, cioè diventare un valore più alto. Ma io guarda, condivido quello che hai detto prima e poi lascio la parola a Marco, perché io da sempre, quando mi chiedono ma perché quella colonna sonora ti è piaciuta, perché ti è piaciuto quel film, perché ti è piaciuta quella serie, io sono molto di pancia, e se la mia pancia reagisce in maniera emozionale, ma emozionale vuol dire ridendo, piangendo, e con i brividi, i famosi, la famosa pelle d'oca, e vuol dire che quella cosa lì comunque mi è arrivata. Magari a me arriva in un modo, perché poi io ritengo che nella vita è tutto soggettivo, non c'è niente da fare, è inutile che ci giriamo intorno, però sì, poi alla fine uno è basico, però effettivamente è così. Cioè, io invece in quanto a basicità vado ancora più avanti e dico, ad esempio, io con Santi mi sono conosciuto nella lavorazione di un'altra serie, Viola come il mare, e io invece sono dell'idea che le serie funzionano nell'80% dei casi se sono ambientati in un posto di mare. Io ho questa mia particolare tesi. Perché tutti ci vogliamo andare per quello. No, magari cioè, allora, se poi ve le posso dire tutte, cioè da Montalbano ad esempio i Delitti del Barlume, voi vedrete che ci sono tantissime serie, Lolita Lo Bosco ad esempio, dove funzionano e c'è di mezzo il mare. Non se ne abbiano quelli che hanno a che fuori la montagna, ma io credo di una serie vincente ambientata in montagna, conosco solo Schiavone, quella ambientata laggiù. Ce ne sono anche alcuni esempi è un passo dal cielo anche. No, diciamo, sì, per esempio internazionali, diciamo, però diciamo si fosse nella serialità italiana, io parlo di serialità italiane. Sì, italiane. Soprattutto appunto generalista, perché lì effettivamente ti trasporta la serie. Comunque tu alla fine quando vedi un film, una serie, comunque ti vuoi immergere, no? E ovviamente se tu sei seduto sul divano e ti immergi in posti meravigliosi che abbiamo in Italia, non è una cosa da poco, no, in qualche maniera ti sei in vacanza, non proprio, sì, però secondo me è qualche cosa di simile, cioè ma infatti, ti ben dispone, ecco. Ma infatti anche adesso lo sforzo da parte delle regioni con le film commission di dare diciamo di finanziare in parte ovviamente, dare dei contributi al girato, insomma, sia alla serie che ai film, perché comunque oggettivamente viene comunque venduto anche su piattaforma e in qualche modo lo vedono veramente da tutte le parti, perché è assolutamente promozionale, perché ragazzi, cioè alla fine tu sei dall'altra parte del mondo, vedi questo posto meraviglioso e dici ma dov'è questo posto? Cioè vedi un Nicoletto, certo, no, è un veicolo promozionale fantastico. Poi peraltro c'è una luce che funziona sempre, io credo, cioè, anche questo magari chi si occupa di audio ma le produzioni hanno la sicurezza che ci sia luce. Assolutamente. Senti, io parleremo con Santi altri anni, però allora a questo punto ricordo il film in uscita, L'ultima notte di amore di Andrea Di Stefano con Pier Francesco Fabini e Linda Caridi, esce proprio adesso a marzo 2023, esatto. Musica ovviamente di Santi Pulvirenti, non l'abbiamo dato un minimo di sinossi, la do io, non ho visto il film quindi mi baso semplicemente sulla scheda. L'ultima notte di amore è anche un gioco di parole, perché amore è il cognome del protagonista. Ed è questa l'ultima sua notte in servizio in qualche modo, lui è un poliziotto, ambientato a Milano, quindi questo thriller noir, insomma andatelo a vedere e andatelo soprattutto a sentire
cosa ha combinato il buon Santi. Senti, Santi, noi solo come no? Se posso dire anche un'altra cosa, insomma, in termini di promozione, il 16 marzo su Netflix uscirà Era Ora, film di Alessandro Nadio, l'altro regista conterraneo, che è un regista molto bravo, sceneggiatore, insomma, con cui ha un rapporto meraviglioso, e come Edoardo Leo e Babaronchi, è film assolutamente, ha un tono comico ma anche delle sfumature emotive importanti. Bene, vedete, ecco, a me piace quando i compositori si promuovono, mi piace, quindi allora... È bello perché Santi non ha una foto in rete, ma almeno si promuove bene. Esatto. Io sono più bravo a parlare. Quindi manderemo a casa di Santi un fotografo per fare un book come si deve e finalmente promuove. Allora, siccome siamo alla fine, a questo punto facciamo un po' di promozione pure noi, Massimo. Caro Santi, noi siamo legati a un programma radiofonico che va su 150 radio nazionali, quindi a questo punto ti facciamo la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti. Qual è Aspetta, il programma si intitola Classic Rock on Air, questo è fondamentale, se no che razza di promozione faccio proprio così. La domanda è: dimmi una canzone non necessariamente originale, anche se inserita semplicemente in una tracklist di un film, che ti è rimasta particolarmente nel cuore. Una che mi viene in mente, che mi ricordo mi ha emozionato molto durante il film, perché è un film a cui sono molto affezionato, è di Beck, Everybody's Got Talent Sometime, che si trova nella colonna sonora di Eterno Staschen o Spotless Mind. Cioè, in italiano sarebbe Se mi lasci di cancello, titolo veramente che sembra una commediola, invece è un film veramente molto molto bello. Beck, artista raffinatissimo, è da un po' che non lo sento peraltro. Intanto in Sicilia questo film me lo ricordo quando lo vidi al cinema, e andai poi a comprarmi subito la colonna sonora perché mi colpì John Bryan, memore anche del lavoro bellissimo su Magnolia, ma in siciliano era diventato Se mi lasci t'acciunco, perché era no, non poteva mancare un finale siculo, perché oggi era proprio regalato. Allora io saluto Santi, grazie veramente. Grazie a voi, è stato un piacere enorme. Grazie di tutto, io ti auguro tutto il meglio per tutti questi film che stanno uscendo, e quindi niente, buon ascolto, buona musica e ci vediamo alla prossima. Ciao Santi. Grazie. Un abbraccio, grazie.